Allora amici, buon pomeriggio a tutti coloro che seguono questa mia diretta live. Ogni tanto, come vedete, mi affaccio per salutare a tutti coloro che vi seguono. Quindi per coloro che vogliono una consulenza con il sottoscritto basta chiedere, scrivere nei commenti fare la domanda che volete e ci sarà una risposta, come sempre abbiamo fatto. Quindi forza e coraggio, un mio più cordiale buon pomeriggio a tutti i miei follower che mi seguono. Quindi vi voglio un sacco di bene, grazie per le vostre visite nel mio canale YouTube. Allora, vediamo un po' chi vuole interagire col sottoscritto. Intanto do un abbraccio di nuovo a tutti quanti voi che mi seguite. Vediamo. Fate una domanda, ci sarà una risposta per tutti quanti voi, per ognuno di voi. In mia compagnia all'incirca vediamo un po', una mezz'oretta di buona compagnia, va bene? Quindi fate le domande che volete e ci saranno la risposta. Un abbraccio va per tutti quelli che mi seguono abitualmente. Vediamo cosa volete sapere. Allora. Io poi dico buon pomeriggio. Ci siamo quasi, voglio dire, no? Sono le ore 16:31, ci siamo quasi per la buonasera tra poco. Vediamo. Allora, parliamo un po' di quel che è la cartomanzia. La cartomanzia è un mezzo come tanti altri, che fa parte. La cartomanzia fa parte del passato, perché da che mondo è mondo ci sono sempre stati i grandi lustri del mondo dell'occulto. Quindi ci sono sempre stati coloro capaci, dotati di una capacità di indovinare, chi attraverso la lettura delle carte, chi attraverso un libro, chi attraverso
semplicemente attraverso sistemi antichi come il volo degli uccelli, le cadute in autunno, le cadute delle foglie. C'è sempre stato qualcuno capace di dare una risposta alle tante domande. Quindi io che nasco come operatore esoterico dal 1979, dico 1979, ho fatto in questi lunghi anni tantissime ricerche del mondo dell'occulto, e tra queste mie ricerche esoteriche, tra le mie ricerche esoteriche, è uscito fuori, sono usciti fuori dei rituali antichi, tra cui quello delle streghe di Benevento, perché le streghe di Benevento non è solo una semplice storia, ma è un'attività che c'è stata nei lunghi anni, negli ultimi anni in questi ultimi anni che ho fatto questa ricerca, mi è uscito fuori, insomma, un cammino che in realtà veramente c'è stato delle streghe di Benevento, dove operavano con strani riti intorno a quest'albero di noce che si trovava presso il fiume Sabbato. Io ho visitato questo luogo, che il noce non c'è più, ma c'è una chiesetta che poi a sua volta fu scomunicata dal vescovo Barbato, un certo Barbato. Fece togliere quest'albero di noce e fece creare una chiesa. Questa chiesetta poi venne scomunicata e sta ancora lì esistente. Io ho visitato, ho fatto varie mie ricerche ed posso dirvi che in queste mie ricerche sono uscite fuori tantissimi rituali. Ecco perché io eseguo una ritualistica di un antico sistema del mondo esoterico. E quindi opero in questo settore, particolarmente nel campo amoroso, nei sentimenti, diciamo nel mondo amoroso, nel campo di ritorni, legamenti, queste cose qui, o distacchi e via via. Quindi per ogni persona che mi chiama, mi racconta la propria storia, è chiaro, ci sarà, dopo che io ho analizzato il caso, dopo che io ho analizzato il problema, vado a vedere quale di quel rituale va meglio per quella persona, per quella storia. Perché se non si va a usare il proprio rituale addetto a quella storia, a quella persona che mi ha raccontato la sua storia, allora si può raggiungere il successo. È chiaro? Perché la magia non è che si va a prendere la bacchetta magica e si ottiene quello che si vuole. No.
Per quanto riguarda la magia, bisogna lavorarci, bisogna, punto 1, trovare il rituale adatto. Punto 2, sacrificarsi per poter ottenere quel successo che si vuole. Solo così si può raggiungere un obiettivo di un ritorno d'amore, di un legamento d'amore e via via. Perché non sempre un ritorno d'amore, un legamento d'amore, non sempre può andare bene se non si va ad utilizzare il giusto sistema. Ecco perché io, prima di agire, voglio capire, voglio scoprire, voglio sapere la storia che c'è stata, la storia in corso, e dopo aver ascoltato quella storia io vado ad analizzare per vedere la tempistica, quanto tempo ci vuole per far tornare una persona, vado a vedere in quali orari bisogna intervenire con le sedute, anche questo bisogna vedere. Bisogna controllare, verificare queste cose. Ok? Allora, detto questo, io direi di passare ai consulti di cartomanzia. Quindi fate la vostra domanda e io vi darò la risposta. Scrivete nella chat, scrivete i vostri commenti con la data di nascita e la domanda che volete fare, va bene? Un abbraccio a quelli che ci stanno, o meglio quelli che si sono affacciati a questa diretta. Vediamo un po' chi di voi desidera parlare col sottoscritto. Allora, per quanto riguarda per coloro che vogliono parlare con me in privato, nel riservato, lo possono fare. Voi potete vedere che sotto a questo video c'è uno scrollo e potete vedere i miei numeri di telefono. Basta chiamare uno di questi numeri dopo la diretta per poter interagire con me e chiedermi quello che volete. Ok? Quindi non vi mangio assolutamente, cerco di fare il mio operato nel modo giusto, corretto, pulito anzitutto, e nel modo più riservato possibile. Quindi se avete bisogno di me per un consulto di cartomanzia, se avete bisogno di me per parlare del vostro problema sentimentale, posso intervenire in aiuto. Sappiatelo, posso intervenire in aiuto. Quindi intanto conservatevi il numero e poi lo potete utilizzare con calma. Vediamo un po'. Egi Lues Zenari, 5 febbraio 88, quando inizierò un lavoro. Ok, quando inizierai un lavoro? Andiamo a fare una mischiata alle carte e daremo la risposta alla nostra amica. Vediamo. Allora, cara amica, vediamo cosa dicono le carte. Quando inizierai un lavoro, giusto? Una domanda, una risposta, mi raccomando, Allora, quando inizierai un lavoro? Sì, le carte sono positive, ti faccio vedere subito. La prima carta che mi esce è il carro della fortuna. Sta qua, vedi?
Il carro della fortuna sta a indicare positività, sta a indicare un buon cammino di successo lavorativo. Quindi il lavoro ci sarà perché tu hai un progetto nella tua mente ed eccolo qua il progetto. Questo tuo progetto si realizzerà, quindi avrai soddisfazione, avrai gioia e ti posso garantire che il nuovo anno, che ci siamo quasi, per te sarà un anno molto positivo, sarà un anno molto produttivo lavorativamente. Quindi quest'anno qua devi ancora sacrificarti un po', però l'anno nuovo per te sarà un anno molto positivo. Quindi già verso fine gennaio, inizio febbraio, ricordati queste parole, poi mi ringrazierai. Inizio febbraio fino a gennaio tu avrai o meglio, realizzerai questo tuo progetto lavorativo. Ok? Un abbraccio, grazie di avermi contattato. Bene, Emma, Sherry, ciao Emma, buonasera. Io vorrei sapere in amore se arriverà un nuovo amore. Tu c'hai sempre il solito problema, Emma. Mannaggia, capo tua. Andiamo a verificare se troverai un nuovo amore, se arriverà quello giusto, quello con la testa sulle spalle. Vediamo. Andiamo a verificare. Prego. Allora. Allora, carissima Emma, anche a te è uscito, ascoltami bene, il carro della fortuna e mi esce uomo in divisa. Cosa sta a significare questo? Che te incontrerai l'amore quello giusto, o meglio un nuovo amore, e sarà un uomo in divisa. Allora, quando dico un uomo in divisa non è che è un poliziotto, può essere anche un poliziotto, un carabiniere, un uomo in divisa. La divisa la indossa pure l'operatore ecologico, voglio dire, è una divisa. Quindi non lo dico io, lo dicono le carte. Quindi suppongo che tutto questo arriverà entra, non oltre il prossimo mese, quindi c'hai tutto questo tempo, da oggi a fine novembre, e incontrerai questa persona. Sono stato chiaro? Penso di essere stato molto, molto, molto chiaro. Salutiamo l'amica Emma, grazie di avermi interpellato. Allora, vediamo un po'. Grazie a te, Emma. E aspettiamo la prossima persona che vuole una consulenza con sottoscritto. Allora.
Ricordatevi che, ripeto, la vera magia esiste. Il vero operatore esoterico esiste. Difficile da trovare, perché oggi ci sono tanti che si improvvisano cartomanti, veggenti, sensitivi, chi più ne sa ne metta, e quindi danneggiano quel che è la vera professionalità degli altri. Chiaro? Ecco perché io dico sempre che, miei cari amici, non tutti e non sempre si può trovare la persona adatta per risolvere un problema. Ok? Quindi bisogna sempre fare attenzione a chi si rivolga. Allora, se non che nessun possa fare anche una altra domanda per amore? Sì, tranquilla, dai, tanto vedo che c'è poca confusione oggi. Chiedo scusa, andiamo a rispondere. Chiedo scusa, era un mio collega che mi voleva salutare. Allora, vediamo un po'. L'amica Zalai dice: lui è nato il 28 ottobre 1969, invece io 5 febbraio 88. Faremo pace. Vediamo un po' se farete pace, come no. Controlliamo e vediamo se ci sarà la pace. Allora, vediamo subito, ti accontento velocemente, come no. Vediamo se ci sarà questa pace. Vediamo se ci sarà questa pace, come no. Vediamo un attimo. Carissima amica, le carte ti danno, non sono italiane, vabbè, questo l'avevo capito, figurati. Che dice chi? Ci saremo insieme, ok. Allora, mi esce intanto la ruota della fortuna, come tu vedi, ti faccio vedere, vedi? La ruota della fortuna sta a indicare che ci sarà meglio dire, ci sarà possibilità di un ritorno e di un nuovo legame, perché in questo rapporto si è andata a creare un po' di confusione, dovuto ad altre persone che si sono messe di mezzo tra te e lui e hanno creato una enorme confusione. Sono stato chiaro? Quindi che succede? Che la troppa confusione che vi ha creato come un muro di mezzo tra te e lui, questo muro cadrà perché l'amore vincerà.
lui ti pensa, sei nei suoi pensieri, però è come se lui abbia perso la fiducia nei tuoi confronti, ok? Io vedo anche che hai versato lacrime, ecco qua. Io ti dico che c'è questa possibilità, come no, c'è. Quindi fatti vedere che sei cambiata, mettiti un po' da parte, vedrai che qualcosa di bello presto accadrà. Un bacio forte. Ringraziamo l'amica. Allora, ecco qua. Vediamo chi altro vuole un consulto col sottoscritto. Fate la vostra domanda, ci sarà la risposta. Io ogni tanto mi giro per leggere la chat, amici. Allora, vediamo. Un saluto per tutti voi che abitualmente mi seguite, grazie veramente di cuore. Grazie. Allora. In mia compagnia, ripeto ancora un po'. Come vedete, ogni tanto mi affaccio per i miei follower, che siete tanti qui su questo mio canale che mi seguite, e quindi le mie dirette sono particolarmente dedicate a tutti quanti voi. Per tutti voi. Poi domani sicuramente ci sarà una nuova diretta, attenzione, dove utilizzeremo il famoso pendolo, il pendolo magnetico, ok? Dove potete fare le vostre domande al nostro pendolo. Fate le vostre domande. Ogni domanda ci sarà una risposta, ragazze. Allora, abbiamo parlato di legamenti e ritorni d'amore, abbiamo parlato dell'antica ritualistica che negli anni sono entrato in possesso dopo lunghe ricerche e che metto a disposizione per coloro che ne fanno richiesta.
Allora, vediamo un po' se riesco, che l'amico, c'è qualcuno che mi ha detto mi mandi il link della diretta. Se ci riesco, se ci riesco, vediamo un po'. Se ci riesco, accontentiamo l'amico che me l'ha chiesto. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se ci riesco. Ecco qua. Ecco qua, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Salutiamo l'amico e collega Armando Zaccariado. Ciao Armando. Che lui è un mio seguace, mi segue. Quindi un abbraccio all'amico Armando. Allora, amici e amiche, questo è un servizio di cartomanzia dove tutti potete partecipare nel chiedermi quello che vi pare. È una diretta in dedica per i miei follower. Non va, vediamo un po'. Vediamo se riesco a mandare questo link al mio amico. Mamma mia. Ragazzi, sono una frane, veramente sono una frane. Ecco qua, vediamo adesso se ci riusciamo. 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 Ecco qua, vediamo adesso. Non son capace.
Eccoci qua, ci sono riuscito. Scusatemi tanto. Allora, ancora un po' in mia compagnia per quanto riguarda questa puntata live che riguarda la cartomanzia. Quindi tutti potete partecipare, basta scrivere nei commenti, fare la vostra domanda, ci sarà la vostra risposta aderente alla domanda che fate. Ok, io volevo ringraziare un po' tutti coloro che si sono affacciati in questa mia diretta live. Ci sarà sicuramente anche domani, quindi capisco bene che è un orario questo non troppo buono, perché è un orario dove chi è impegnato per il lavoro, chi è impegnato per altre cose, quindi capisco ed è un orario un po' no. Però io ripeto, non è che posso scegliere orari diversi, perché devo anch'io avere la possibilità di avere uno spazio libero dagli impegni ed dedicarmi interamente a voi del mio canale YouTube, che ne siete veramente tanti, io vi devo ringraziare, ne siete tanti, e io farò sempre il meglio per dare il meglio di me stesso in queste mie dirette live. Vi ricordo che l'oroscopo è stato già pubblicato su questo canale, l'oroscopo della settimana seguente, come ogni settimana, quindi continuate a seguirmi, continuate a interagire con questo bellissimo canale YouTube, dove potete potete fare delle domande, dove potete avere delle valide risposte. Ok? Ringrazio a tutti gli iscritti, anzitutto in particolar modo i nuovi iscritti a questo canale YouTube, ai nuovi iscritti, ok? Vi ringrazio veramente di cuore e continuate a interagire con le mie dirette live, ok? Vediamo se c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa, io sto qua a disposizione, fate le vostre domande e sicuramente avrete risposta. Siamo in diretta live. Sono esattamente le ore 17:07. Vediamo se c'è qualcuno che vuole interagire con noi. Anche perché siamo a termine, quasi a termine della diretta, e quindi un saluto speciale va anche per coloro che dopo questa diretta chiamano in privato. Il numero è quello che vedi nello scrollo, sono i miei numeri di telefono per interagire con me dopo la diretta, e vedete che sotto a questo video trovate anche il link
il link del mio forum dove potete cliccarci sopra e potete entrare in questo mio forum e scoprire un po' il tutto. Vediamo un po' chi è. Allora, abbiamo una persona in diretta, un collega più che altro, il nostro amico Armando Zaccaria. Andiamo a rispondere. Pronto? Sì, dimmi. Un forte abbraccio e veramente buonissima diretta. Sei un grande maestro, hai fatto molto per me e per la mia famiglia, io lo dico in diretta, e avevo un problema che non riuscivo ad avere figli. Io grazie alle preghiere del maestro Cleo, attraverso preghiere, imposizioni delle mani, il professore mi ha aiutato molto, perché io dico sempre che bisogna credere in tutto ciò che fai. Bene, io ho creduto nella forza della preghiera e nelle sedute che ha fatto per me il professore, sempre gratuitamente, questo lo dico in diretta, e non mi ha mai chiesto un euro, che sia ben chiaro per tutti, perché il professore è un uomo eccezionale, lui, la sua famiglia, e per me quando entro nelle tue dirette, maestro, è sempre una grande opportunità, mi devi credere, perché ti voglio bene e perché io ti seguo sempre, veramente di cuore, e quello che voglio dire a tutte le persone che ci seguono, che il mondo esoterico esiste, il mondo divinatorio, la lettura del tarocco, la lettura delle sibille, tutto quello che è nel contesto esiste. Ed io grazie al percorso che ho fatto con anni con il professore Cleo, perché veramente mi ha aiutato a crescere, soprattutto nella vita spirituale, perché è anche la crescita spirituale. E poi quello che ha fatto per me, perché il primo figlio io non lo riuscivo ad avere, e lui mi disse: tu avrai un figlio. Io dopo 5 mesi dalla preghiera fatta al tempio, dove lui prima stava nell'altra chiesa lì a Capua, non so se tu ti ricordi, professore. Sì, a via Marzocchi. Sì, quando tu hai fatto la preghiera nei pressi del comune di Capua. Sì, all'epoca. Sì, bravo. Quando tu hai pregato per me, allora che c'era un sacco di gente, ma tanta gente veramente. Ci sono i video che lo dimostrano su YouTube, sì, sul mio canale. Allora, io quello che voglio dire, io ho visto i miracoli dal vivo, quindi non posso né dire bugie, io dico la verità perché l'ho sperimentata sulla mia vita. Affidatevi. Ti ringrazio Armando, gentilissimo. Si devono affidare a professionisti seri, Cleo, perché il mondo è pieno di gente che si fa passare per sensitivi e per altro, ma tu sei un vero maestro spirituale ed io ti ringrazio per tutto quello che tu hai fatto per me e soprattutto sempre per la tua disponibilità. Io ogni volta che ti chiamo tu sei sempre disponibile. Ti ringrazio Armando. Affidatevi veramente a tutto quello che fa il professore. Ti ringrazio, continua a seguirmi che dopo ci sarà un caro saluto anche per te, va bene? Ok, grazie professore. Ti abbraccio, buona serata. Eccoci qua, ringraziamo l'amico Armando Zaccariello, che lui è un collega battezzato dal sottoscritto, lo posso dire apertamente,
e quindi è una persona che merita. Lui è un mio seguace da anni e posso dire che è un ragazzo che merita perché è stato battezzato dal sottoscritto. Battezzato, quando dico la parola battezzato, vuol dire esotericamente battezzato. Ed è un ragazzo che merita, al di là di quello che ha avuto da me, ma assolutamente sono cose che faccio da oltre 40 anni, quindi cerco di dare il meglio di me stesso a tutti. E quindi è una persona che merita. Grazie Armando Zaccariello. E miei cari amici, mie care amiche, miei cari follower di questo mio canale YouTube, dovete sapere che il mio mondo è fatto di sacrifici, veramente. Anna Covella, buonasera, posso fare una domanda? Sì, come no, Anna, siamo qui appositamente. Anna Covella, mi devi dare la tua data di nascita e la domanda da fare. Fammi la domanda, ci sarà per te una risposta. Io intanto comincio a mischiare le carte. Vediamo Anna Covella, Anna Covella. Anna, ma sei nuova di questo mio canale? Sei una nuova iscritta o ancora ti devi iscrivere? Perché mi sa che è la prima volta che ti leggo, eh? Allora, aspettiamo Anna cosa ci dice, qual è la domanda che ci farà, vediamo, aspettiamo. Allora, Anna Covella, la data di nascita e la domanda da fare. Un ringraziamento va per tutti i nuovi iscritti a questo mio canale. Continuate a iscrivervi, non dimenticate di cliccare sulla campanella delle notifiche, perché serve, è importantissimo fare questo gesto, perché durante la giornata, quando io vado in diretta live, vi arriverà la notifica che io sono in diretta. Se voi non cliccate sulla campanella delle notifiche, non vi arriva nessuna notifica per avvisarvi. Allora, dice Anna Covella, io 1-12-70. Vorrei sapere se la persona che ho nel cuore si farà sentire prima del suo compleanno, cioè il 25 di questo mese. Vediamo. Vediamo le carte cosa ci rispondono. Io dico di no, le carte non mi danno un buon riscontro, carissima amica Anna, perché sei nei suoi pensieri, però attenzione, guarda qua, lui ti pensa, ma non ho capito il momento che lui sta attraversando, eh? Vedi? Sei nei suoi pensieri, mi esce anche l'angelo protettivo, sta a indicare che questa persona prima o poi si farà avanti di nuovo, capito? Ma non per il giorno 25, non vedo questo periodo,
perché questa persona è un tipo molto orgoglioso e sta attraversando questo periodo tutto suo particolare dove ce la tiene con te praticamente, quindi è come vorrebbe farti un dispetto più che altro, però ti posso garantire che prima o poi si farà avanti. Al momento si è chiuso come in un guscio, vedi? Ma io penso che si farà sentire per la fine, massimo l'inizio del mese. Ok? Un abbraccio, stammi bene. E ringraziamo l'amica Anna Covella, grazie di averti iscritto a questo magnifico canale, continua a seguirmi e se non hai cliccato sulla campanella fallo subito, così ti arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in diretta live. Sì, è vero che è orgoglioso, grazie mille, grazie a te Anna, figurati, io sono semplicemente uno che dice le verità come stanno, non mi piace deludere a nessuno. Poi se volete parlarmi in privato per un ritorno d'amore, per un legamento d'amore, se volete far tornare la persona amata e farla impazzire per voi, sappiate che io posso intervenire, basta chiamarmi in privato ai numeri che vedete sotto a questo video e possiamo parlarne, mi raccontate la vostra storia, io vi dico la tempistica, vi dirò i costi, vi dico tutto e poi interveniamo, non ci sono problemi, va bene? Quindi conservatevi il mio numero di telefono perché se o quando ne avete bisogno potete contattarmi privatamente dove non vi sente nessuno. Ok, già hai cliccato sulla campanella, è importante, hai fatto bene Anna, hai fatto benissimo. È tutto vero quello che mi ha detto, grazie ancora. Grazie a te Anna, figurati. Io sto qui per dire le verità, non le bugie, non sono uno qualsiasi. Sono un personaggio che esiste dal 1979, 40 anni, e quando io effettuo un consulto entro nella mente della persona e vado ad verificare come stanno le cose, tutto qua. Non sono un venditore di chiacchiere, sono un professionista. Così anche quando vado ad effettuare un ritorno d'amore, un legamento d'amore o via, mi impegno per dare la soddisfazione di un ritorno, di un legamento. Bene. Allora, vediamo se qualcun altro vuole intervenire in chat per un consulto, per una mia consulenza. Ripeto, faremo in modo di esserci quasi tutti i giorni e farò in modo di essere presenti in questo, con questa mia live. Quindi ogni giorno più o meno alle ore 16 e qualcosina andiamo in diretta per un'oretta, ok? E quindi come posso fare un'altra domanda al lavoro? Sì, puoi farmela Anna, fammi la domanda precisa e ti vado a aprire le carte, dai. Dimmi cosa vuoi sapere, se trovi lavoro, se hai già un lavoro e vuoi sapere se andrà bene, fammi capire cosa vuoi sapere e riscrivimi la tua data di nascita, grazie. Io intanto ti mischio le carte.
Allora, vediamo Anna la domanda che ci farà. Allora, sto aspettando di fare un tirocino da osso, mi chiameranno, poi troverà lavoro Anna Coelho 11270. Andiamo a verificare cosa dicono le carte. Allora, intanto ti dico, in primis, che tu hai cercato aiuto ad un amico, un conoscente, una persona, però non hai fiducia in questa persona. Quindi non hai fiducia. Ti dico che ce la farai perché mi esce la carta, sia la carta del trionfo, vedi? E sia le stelle. Quindi ce la farai con questo tirocino, andrà a gonfie vele, e poi ti dico anche che troverai lavoro, però attenzione, per fine anno. Troverai lavoro per fine anno. Perché io vedo la tua vita lavorativamente un po' un disastro. Io vedo che hai versato molte lacrime perché sei una persona molto sensibile e hai avuto intorno a te veramente tanta falsità, persone, amicizie false che ti hanno deluso veramente e ti hanno creato tanti imprevisti. Però ti posso dire che il nuovo anno per te ci sarà una svolta, ci sarà un cambiamento di vita, sia professionale, sia lavorativamente, ma anche personalmente, perché vedo che hai fatto una tua scelta di vita e di cercare di camminare come cammina il cavallo, con le presiere di qua e di là, quindi fregartene un po' di tutti perché ne hai avuto veramente abbastanza. Ok? Ciao Anna, spero che ti abbia soddisfatto con questa risposta. Verissimo, sì, è vero, e lo so che è vero, Anna, lo so che è vero. Ti sembrerà strano, però quello che ti ho detto ti sembra strano, però è una cosa che io leggo sulla tua data di nascita. Vediamo di rispondere.
Ringraziamo l'amico che mi ha telefonato. Allora, cosa dice Anna? Dice Anna, anche in amore ci saranno degli eventi positivi, anche in amore, magari con la persona che ora è bloccata. Allora, ci saranno cambiamenti positivi? Sì, sicuramente anche nell'amore, però ti devo essere sincero, io non vedo grandi sviluppi con questa persona che ti ha bloccato, che è bloccata, perché una persona che ti ama, una persona che ti vuole bene, ti sta vicino, qualsiasi sia il problema, qualsiasi sia stata la litigata o meno, non si comportasse così. Quindi io suppongo che non è la persona giusta che faccia per te, quindi aspettati un qualcosa di nuovo, qualcosa di novità, qualcosa di serio, qualcosa di positivo, capito? Quindi io dico sempre, quando una persona non ti merita, perché tu sei una persona speciale, tu sei una persona che quando ama, quando si innamora, ama, si dà a 360 gradi, dà tutto di se stesso, e poi quando non vieni capita ci rimani male. E allora quando le cose non vanno come dovrebbero andare, io dico sempre taglia, ok? Taglia, non perdere altro tempo, sì, perché il tempo è prezioso, la vita è una e bisogna godersela come si deve, non possiamo perdere tempo appresso a chi ci fa stare male. Questo è il consiglio che ti do. Benissimo amici, allora si sono fatte le ore 17:30 e io direi, grazie a te Anna, io direi di terminare la diretta qui e risentirci domani. Io domani ci sarò di nuovo alle ore 16 e qualcosina, domani ci sarà, faremo la diretta con il pendolo magnetico, il nostro pendolino dove potete fare le vostre domande sì e no, no e sì, e il pendolo vi risponderà. Ok? Seguitemi domani perché è importante. Faremo questa nuova bellissima diretta. Ok? Allora io vi saluto, vi ringrazio per la vostra squisitezza, di a risentirci domani. A tutti, ciao ciao, e che le stelle siano sempre con voi. Un abbraccio.